tavola rotonda dell'Albergo di Russia, a Napoli, s'erano incontrati un tale Assanti, uomo elegante ed uomo di spirito, ed una certa signora dal Colle, donna elegante e donna di spirito, un po' civetta, capricciosa e bizzarra. Tra i due commensali e vicini di tavola si era dichiarata una decisa e poco velata antipatia. Una sera, dopo il caffè, Assanti, trovandosi nella sala dei fumatori insieme a 3 o 4 amici che parlavano della sua vicina, aveva motivato la sua antipatia con un lusso di buon umore che aveva fatto rider tutti. Ad un tratto però